ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un incidente nelle scorse ore a Vittoria, in provincia di Ragusa. Qui un ciclista sarebbe stato investito dal conducente di un'auto in contrada Marangio. L'uomo alla guida del mezzo sarebbe fuggito subito dopo l'impatto, a quanto pare senza prestare soccorso al ciclista, che è stato trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le autorità per risalire al conducente dell'auto ed effettuare i rilievi. Il guidatore si sarebbe successivamente presentato alla questura fornendo la sua versione dei fatti. E ancora un grave incidente sul lavoro, questa volta a Palermo, dove un lavoratore dell'indotto Fincantieri è rimasto schiacciato da un pesante macchinario. L'operaio stava spostando un grosso torchio dal peso di oltre 700 kg quando gli sarebbe caduto su una gamba. Soccorso dei sanitari del 118 è trasportato in ospedale. L'operaio adesso rischia di perdere l'arto. Vittima un 29enne dipendente della ditta Ital Group al lavoro sulla nave Al Fulco ormeggiata al molo Levante. Per la vicenda le RSU di FIOM, FIM, WIL, FILMS e UGL hanno indetto per oggi 2 ore di sciopero. Droga, soldi e materiale per il confezionamento delle dosi, così è stato arrestato un 53enne colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L'arresto è stato operato dalla Polizia di Stato di Catania a seguito di perquisizione nel domicilio e nel garage dell'uomo, sequestrati diversi chili di marijuana e una cospicua somma di denaro. E in chiusura i migliaia di giovani che si sono riuniti oggi a Piazza Politeama a Palermo per partecipare alla marcia contro la guerra in Ucraina e contro la mafia. Un appello per fermare la guerra e contro tutte le violenze, così come ha dichiarato l'arcivescovo Corrado Lorefice. Siamo in marcia contro tutte le violenze, quella mafiosa come quella degli stati. La violenza è sempre irrazionale. Noi crediamo alla irrazionalità della pace. Questa era l'ultima notizia e la TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle 14. A più tardi.